Milano, minacciano gli agenti con il macete. La Polizia di Stato arresta 2 pusher. La Polizia di Stato del nucleo di Lambrate è intervenuta nell'area boschiva di via Fratelli Rosselli a Settala per combattere l'attività di spaccio. Dopo aver individuato 2 spacciatori di 22 e 19 anni marocchini muniti di macete e pugnale, i 2 hanno tentato la fuga. Gli agenti, dopo averli bloccati e ritrovato quasi mezzo etto di sostanza stupefacente, fra cui cocaina, hashish ed eroina, oltre a più di 1.000 euro in contanti, li hanno arrestati. Tragico incidente stradale a Mondragone. Un 73enne è deceduto dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale di Sessa Urunca. L'uomo era a bordo della sua moto quando l'impatto con un furgone lo ha scaraventato a terra. Il conducente del furgone, di origini bulgare, è fuggito, ma poco dopo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omicidio stradale, fuga ed omissione di soccorso. Al responsabile dell'investimento sono state contestate anche la guida senza aver mai conseguito la patente e la guida di veicolo sprovvisto di polizza assicurativa. Il questore di Napoli ha emesso 16 daspo nei confronti di altrettanti tifosi napoletani già denunciati durante il match Napoli-Ajax dello scorso 12 ottobre. I protagonisti del provvedimento adottato, poco prima dell'inizio del match di Champions League, avevano scavalcato dal settore inferiore della curva A a quello superiore dello stadio Maradona. Per 15 di loro scatta il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 1 anno. Per uno di loro, invece, il divieto è della durata di ben 5 anni. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, conferirà domani, 10 dicembre, la cittadinanza onoraria a Farian Sabai, intellettuale giornalista iraniana che vive stabilmente in Italia ed è impegnata sul fronte dei diritti civili per il suo paese e per tutto il Medio Oriente. Il riconoscimento sarà assegnato alle ore 18:30 nel salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermessio, nel corso della presentazione del libro Noi donne di Teheran, edito da Juvens, scritto da Sabai nel 2014 e tornato oggi di grande attualità. Sarà l'occasione per una riflessione approfondita sulle rivolte in corso in Iran, per la libertà e per i diritti delle donne. Il primo rapporto sugli aspetti economici del cambiamento climatico porta il suo nome, Stern Review. Nicholas Herbert Stern, autore di Una pietra miliare per affrontare la questione ecologica, pubblicata il 30 ottobre 2006 su commissione dell'allora ministro delle finanze inglese Gordon Brown, sarà insignito della laurea honoris causa in scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore venerdì 16 dicembre. La cerimonia di conferimento del titolo si terrà alle ore 11 nell'aula magna dell'Università Cattolica a Milano.